Oggi si celebra San Giovanni da Capestrano. Il nome Giovanni deriva dal greco Ioannes e significa dono del Signore. Il 23 ottobre si celebra il Mole Day, letteralmente giorno della mole, intesa nel significato chimico. La mole è l'unità di misura della quantità di sostanza e dal 1971 è una delle 7 grandezze fisiche fondamentali del sistema internazionale. Il Mole Day coinvolge i chimici di tutto il mondo e viene festeggiata dalle 6:02 di mattina alle 6:02 di sera del 23 ottobre, richiamando così il valore della costante chimica del numero di Avogadro, cioè 6,02 per 10 alla 23, cioè 23 ottobre, nel modo statunitense di scrivere le date. A Sepang, in occasione del Gran Premio della Malesia, il pilota italiano Marco Simoncelli è vittima di un incidente mortale. Dopo aver perso il controllo della sua moto, viene colpito dai sopraggiungenti Colin Edwards e Valentino Rossi, che non hanno modo di evitarlo. Ma cosa si intende per vuoto? A livello intuitivo capiamo che il vuoto perfetto è una regione di spazio che non contiene materia di alcun genere. Nel XVII secolo divenne possibile creare un vuoto mediante una pompa con cui aspirare aria da un recipiente. Nel vuoto una fiamma si spegne ed il suono non si propaga, ed inoltre gli oggetti che cadono in un vuoto non incontrano la resistenza dell'aria. Immaginate che un martello ed una piuma precipiterebbero fianco a fianco. Buongiorno ai 12, oggi il Sole entra in Scorpione e lo zodiaco diventa un po' più d'acqua. Il Sole troverà in Scorpione ad accoglierlo Luna, Marte, Mercurio e quindi tutti questi pianeti magnificheranno i segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Ma cosa succede agli altri? Ve lo racconto. Ariete, la buona notizia è che il Sole non è più in opposizione e che entrando in Scorpione, trovando Marte, aumentano un po' il valore e il potere dell'energia del vostro pianeta, che seppur da lontano vi manda a dire che tutto va bene, quindi avanti tutta. Toro, 4 pianeti in opposizione per voi significano raccogliere una nuova sfida, quindi non vi tirerete assolutamente indietro e vi abituerete anche a un nuovo modo di lavorare ed amare. Gemelli, per voi è un po' nuovo tutto, ma oggi ci pensa Venere a coccolarvi, poiché il vostro Mercurio è impelagato in una congiunzione abbastanza complessa, ma molto positiva, che vi apre delle nuove possibilità sia al lavoro che in amore. Cancro, oggi Giove ha talmente tanto tuonato che gli altri pianeti lo hanno accontentato, quindi buonissime notizie per voi Cancro, soprattutto da questo grande appoggio planetario del Sole, della Luna, di Marte, di Mercurio in trigono, ma anche di Saturno e di Nettuno. Cosa volere di più se non esprimete finalmente quel desiderio che volete esprimere e oggi sarete accontentati. Leone, per voi oggi iniziano 4 pianeti in quadratura. Gatte da pelare? Relativamente, più che altro ora dovrete funzionare a pieno regime, quindi nessun tentennamento, nessuna fase di calo, il lavoro, la famiglia, gli affetti saranno assolutamente fortemente eccitati e desiderosi di una grande trasformazione in positivo. Avete lanciato il dado ed è uscito un numero molto alto, quindi gioitene, ma curate tutta questa responsabilità. Venere è dalla vostra parte. Vergine,
Per voi Venere porta soldini, mentre i pianeti in Scorpione vi danno forza, coraggio, comunicazione, ed è un momento abbastanza positivo per voi. Mercurio, tra l'altro, il vostro pianeta, sempre gentile, adolescenziale e molto colto, si tinge anche dei colori rossi dei guerrieri marziani. Lo Scorpione in pieno tripudio e il vostro pianeta vive da un po' in questi gradi zodiacali, quindi approfittate della forza della vostra comunicazione. Bilancia, la bella Venere rimane ancora sola nei vostri gradi, ma a voi non dispiace, il Sole oggi va via, non è più la vostra stagione zodiacale, ma il Sole vi ha aiutato a risolvere tante faccende importanti. Adesso è sull'economia o sul patrimonio che dovrete gestire meglio le cose. Scorpione, i protagonisti di questa giornata, il Sole entra nei vostri gradi, la Luna, Marte, Mercurio ci sono già, quindi Scorpione numero 1, che dire. Sagittario, per voi oggi inizia un momento di grande analisi interiore, proprio perché quando lo Scorpione viene così fortemente stimolato, sono gli stati d'animo che per voi Sagittario si accendono in maniera molto variegata e la gamma emozionale si amplia sempre di più. Oggi, o per meglio dire da oggi in poi, scoprirete un po' meglio voi stessi. Capricorno, ottimo tutta questa presenza dei pianeti in Scorpione, finisce la quadratura alla Bilancia e quindi siete anche molto più leggeri e spensierati, utilizzate meglio le risorse del gruppo a cui appartenete. Acquario, per voi inizia una quadratura di ben 4 elementi planetari, 2 luminari e 2 archetipi. Ecco, sul vostro Plutone un po' infastidito dalla faccenda, stanno piovendo sicuramente una serie di stress per tante cose di cui vi occupate. Voi Acquario siete poliedrici sempre, quindi dovete cercare di distribuire meglio le energie in un periodo che sarà un po' faticoso. Pesci, per voi è ottimo perché tutti questi pianeti sono in trigono a vostro cielo, stimolando benissimo la carriera, ma soprattutto quel sublime sentimento che nutrite nei confronti del cosmo intero. È Nettuno, il vostro pianeta, che vi fa sentire tutto senza pelle. Oggi sarete particolarmente captativi. In Ungheria migliaia di persone scendono in strada per ribellarsi al regime sovietico. Pochi giorni dopo i carri armati sovietici invadono le vie di Budapest e si contano 30.000 morti. Nel 1989 avviene la proclamazione della Repubblica. Da allora il 23 ottobre è festa nazionale con un duplice significato: festeggiare il ritorno della democrazia e commemorare l'inizio della rivoluzione. Vuoi combattere una battaglia persa? Fai pure. Come rendere in inglese questa espressione? Basta dire don't beat a dead horse, letteralmente non battere un cavallo morto. Insomma, non fare cose che poi non porteranno a nulla. Il matto di cui parliamo oggi è Kaspar Hauser, soprannominato il fanciullo d'Europa. Kaspar fu un giovane vagabondo di Norimberga che raccontò di essere rimasto chiuso per anni in una prigione, nutrito solo a pane e acqua da un misterioso uomo. Destò la curiosità degli abitanti, tanto che iniziarono a circolare delle dicerie sul suo conto. Secondo alcuni apparteneva a una famiglia reale, mentre altri lo descrissero come un bugiardo, introducendo il sospetto di una messa in scena. Infine fu accoltellato a morte. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita è teatro, ma non sono ammesse prove. E con l'arte diamo il benvenuto ad un nuovo giorno. Mi raccomando, riempite di arte le vostre giornate e seguiteci anche domani per nuove curiosità. Buona giornata dalla vostra Martina.